Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo con il vice sindaco Mancin e con il nuovo comandante di Portoviro, il comandante Finessi. Allora, chiediamo innanzitutto al vice sindaco la presentazione del comandante Finessi, che già conosciamo come comandante a Taglio di Po, e come sarà la mansione, visto che il comandante guiderà sia Taglio di Po che Portoviro. Sì, è un piacere essere qui con il nostro nuovo comandante Maurizio Finessi, che abbiamo scelto per avere un servizio importante e adeguato per la città di Portoviro, dopo che il nostro comandante, perché era fatto per 41 anni di servizio a Portoviro, Mario Mantovan. Quindi un saluto, un ringraziamento a Mario Mantovan e un benvenuto e tanti auguri di buon lavoro a Maurizio, che ho il piacere anche di annoverare fra gli amici più intimi. È una persona equilibrata, è una persona che ha un buon curriculum, sono 20 anni, Maurizio, che tu sei in gioco, è già comandante a Taglio di Po dal 2005, vero? Quindi esperienza anche qui. Io penso che una scelta migliore non poteva essere fatta. È una convenzione che abbiamo attuato giustamente con il comune, d'accordo con il comune di Taglio di Po. Quindi auguriamo una città entusiasta, contenta, felice. Ieri l'ho presentato al popolo portovirese durante una cerimonia e ha subito anche ricevuto il suo applauso di benvenuto. Ecco, comandante, a lei chiediamo come distribuirà, diciamo, le forze, l'orario sia con Taglio di Po che con Portoviro. Sarà equamente diviso oppure c'è una propensione più per un paese che per un altro? Tanto buongiorno e grazie della ripresa. Mi sento in dovere di ringraziare le amministrazioni comunali di Taglio di Po e di Portoviro. Ringrazio il vice sindaco di Portoviro che è qui con me, che mi presenta. È sempre un piacere essere vicino a lui, lo conosco da tanti anni, e ringrazio il vice sindaco di Portoviro che ha riposto in me tutta la sua fiducia. Per quanto riguarda i due comuni, ritengo siano due comuni di prestigio che meritano entrambi molta attenzione nel servizio. Il servizio, come previsto dalla convenzione, è diviso a metà fra i due comuni e sta di fatto che il comune di Portoviro, per il pensionamento del comandante, avrà bisogno di un periodo di assestamento, ma sarà comunque diviso nei giorni e negli orari fra i due comuni, cercando di assolvere a tutti i miei compiti, che sono veramente molti. Ringrazio anche il comandante Mantovan, che attualmente comunque mi sta seguendo e mi sta passando tutta la sua esperienza. Tra le altre cose, l'amministrazione di Portoviro ha deliberato il suo periodo, diciamo, di volontariato nel settore, quindi faremo frutto della sua esperienza. Ecco, volevo chiedere, ma anche l'organico sarà diviso? Ci sarà una fusione tra i vigili di Taglio di Po e con quelli di Portoviro? Come prevede la convenzione, non si parla più di un servizio su due comuni, ma si parla di un unico servizio, perché si parla di servizio convenzionato. Quindi la polizia locale sarà a disposizione di entrambi i comuni, tenendo presente che entrambi i comuni hanno le proprie esigenze, quindi ogni agente resterà, diremo, nel proprio comune, salvo qualche esigenza di servizio. E voglio spendere una parola per quanto riguarda il mio servizio di comandante. Sono contento del mio lavoro, sono contento di chi ha amministrato il mio lavoro finora, per le soddisfazioni che mi ha dato, e quindi è con orgoglio e con entusiasmo che affronto questa nuova esperienza. È un orgoglio che voglio dividere con chi mi sta al fianco, con chi lavora con me, con chi amministra, ed è un entusiasmo che voglio condividere anche con i cittadini, se fosse possibile. E una parte di questo entusiasmo vorrei che lo avesse anche qualche persona che magari in questo momento non ha motivo per essere entusiasta, semplicemente per sentire che c'è una persona nuova nel suo comune. Tutto qua. Io ringrazio tutti, avrò bisogno di tutti e quindi ringrazio nuovamente il vice sindaco che è qui con me. Perfetto, vi ringraziamo, buon lavoro naturalmente al comandante e buon lavoro anche a questa fusione tra Taglio di Po e Portoviro. Grazie. Grazie a voi. Grazie.